Grande successo di partecipazione per la 30ª edizione del Memorial Riccardo Porretta, tradizionale appuntamento delle due ruote organizzato dall'Associazione Unione Ciclistica di Sora del presidente Donato Scala in collaborazione con il CSI di Frosinone e valido come prova unica per l'assegnazione del campionato nazionale Master CSI Strada. La kermesse ciclistica si è disputata domenica 29 giugno a Sora su distanze di gara di 64 e 75 km su un circuito di circa 11 km con giro finale di 20 km. Una bellissima giornata di sport e divertimento, nonostante il caldo torrido, ha portato nella città di Sora ben 170 atleti tesserati di oltre 50 società ciclistiche che hanno affrontato le due prove. L'Unione Ciclistica Sora, secondo me, ricordando un amico che era Riccardo Porretta, ha scritto una bella pagina di sport con tutti questi atleti che vengono da tutta Italia, da Brescia a Bergamo a Taranto, Putignano a Mare, Vieste, sono venuti tutti a Sora, riempiendo tutti i B&B, i ristoranti e tutto quanto. Secondo me è una bella giornata di sport, accogliendo questi amici. Da rifare il prossimo anno? Certamente, questa è la 30ª edizione che facciamo noi. Poi il prossimo anno sempre l'intenzione c'è, poi non lo so. Siamo onorati che l'Unione Ciclistica Sora ha organizzato questo evento importantissimo, fatto bene, quindi conosciamo le peculiarità di questa associazione, non a caso gli è stato assegnato questo campionato nazionale in prova unica e che comunque anche in memoria di Riccardo Porretta che da 30 anni la società ricorda in simbiosi con la famiglia. Quindi voglio ricordare Riccardo Porretta che è uno dei motivi per cui siamo qui a Sora, perché è un ragazzo tragicamente scomparso in bici e purtroppo questa tragicità del ciclismo è sempre attuale e se la famiglia oggi ancora ricorda il suo compianto tramite una gara ciclistica, cioè tramite l'attività del ciclismo che gliel'ha portato via, vuol dire che insomma, il ciclismo ancora oggi è molto sentito, quindi è un campionato nazionale assoluto che vede oggi presenti qua 12 regioni d'Italia in rappresentanza di 52 società, quindi è veramente un evento molto importante. Nella prima partenza, dedicata alle donne, agli under 18 e dalle categorie master da M5 a M10, il più veloce sui 65 km della strada è stato tra gli M6 il pavese Stefano Ferruzzo, arrivato dalla Lombardia. Tra le donne la più veloce è stata ancora una volta la plurititolata fermana Cinzia Zacconi, maglia New Mario Pupilli e un forziere di medaglie d'oro nel CSI. Sono venuta qua a fare il campionato nazionale, questo è il mio 6º campionato quest'anno che ho vinto e il percorso era molto veloce, i tratti in pianura e naturalmente correre con gli M5 e gli M6 che vanno molto veloci per noi donne è già difficile di per sé. Poi c'era il tratto in salita che però è un percorso che mi si addice, quindi mi è piaciuto molto, è andato bene, ho fatto prima assoluta fra le donne e quindi sono contenta e fiera di quello che ho fatto. Nella seconda gara, 76 km percorsi da Elite Sport M1, M2, M3, M4, il primo al traguardo è risultato l'irpino Ennio Leone della Mastantuoni Sport Rotondi con il tempo di 4 ore, 1 minuto e 22 secondi. Comunque il caldo l'ha fatta da padrone e anche un forte vento. Ho visto a metà gara c'era molta indecisione nei concorrenti, molto controllo e quindi la gamba l'ho sentita buona, io chi mi conosce lo sa, non mi risparmio e sono andato e mi sono girato qua alla riva. Hai rotto gli indugi, sei andato via, sei arrivato in solitaria, hai un po' ripetuto quello che ha fatto il concorrente Zanetti nella prima prova. Forse voi avete trovato un nemico in più che era il caldo quest'oggi. Sì, sicuramente siamo partiti più tardi e quindi, ripeto, il caldo anche su una corsa che può sembrare scorrevole riesce a fare la differenza. Comunque, ripeto, il percorso è molto bello, soprattutto ben controllato e complimenti all'organizzazione. Una dedica particolare per questa corsa ce l'hai? Sì, assolutamente sì, una dedica e una comunicazione diciamo, che volevo fare alle porte dei miei 42 anni. Volevo dedicare la vittoria a chi ha creduto sempre in me, soprattutto a Pasquale e Antonio che sono i miei due cari amici, alla squadra, alla mia famiglia che mi supporta e tutto quanto e soprattutto volevo annunciare che questa è l'ultima gara che faccio come agonista, come cicloamatore. Credo che
sia arrivato il momento e il punto giusto per dire stop, per varie problematiche di salute, di lavoro, vorrei dedicarmi un po' di più alla famiglia, tutto qua. Altri 3 successi campani con 3 biciclette targate CSI Napoli. Bari conquista le maglie tricolori M8 e M10. Il Lazio festeggia 2 successi ciociari, con il Molise anch'esso campione negli M8. In Calabria finisce l'oro degli M1 al collo del 33enne Gianluca Vizzari. Anche l'Abruzzo applaude il 28enne di Ortona, Cristian Ponente, primo allo sprint degli Elite Sport, e la anconetana Emanuela Sampaolesi che corre con la maglia Team Go Fast Roseto degli Abruzzi.